No, I'm not a writer. Aspetta, perché ho un cane pericoloso sotto la tavola. Comunque, no, vabbè, a parte questo, vedi, nello screenshot quello che vedi è il mio computer, chiaro, sì. Però c'è il sito, cioè molti di tu non sanno che c'è anche il sito delle puntine del mondo, accidenti. E là trovi tutti i posti con le indicazioni GPS, ti apri la mappa su Google Maps, ci sono le foto, i video, la droga, tutto e di più. Buongiorno, buongiorno. Dove siamo oggi? Dove siamo? Dove che ti ho portato? A mangiare in un ristorante un po' particolare. Siamo nel forte. Come cacchio si chiamava? Adesso vediamo. Batteria Vettor Pisani. Ecco, e noi siamo parcheggiati proprio qui. Guarda, cane, hai visto dove siamo? Andiamo a dronare un pochino adesso, no? Per quello sto facendo un po' in fretta e furia senza lo stabilizzatore. Che figata. Cioè, della serie, oh, che dico? Aspetta. Dico, oh, dove abitiamo oggi? Dopo uno prende cosa alla porta e dice sbam, no, stavolta sbam no, H. Cioè vuoi mettere cazzo? Ecco, cane ha riassunto alla perfezione la giornata, vero cane? Cane pericoloso. Guarda, questo cane timidone. Guarda. Felice, si sta bene qua. È una bella giornata. E mangiare pape?
Cosa dici? Pape? Ma sì, dai. Prelavaggio. Stiamo aspettando pape di Amy. Le pape di Amy. Stai aspettando le pape di Amy? Sì, lo so, sono lì. Ma si sta amalgamando un attimo il riso. Sì. Lo so. Tu hai voglia di andare a mangiare le pape? Adesso andiamo. Il forte, che è anche un museo della guerra, quindi è molto interessante se sei dalle parti di Cavallino, no? Di solito se i camper vanno sempre a Cavallino perché è pieno di campeggi, no? Quindi se sei da queste parti e vuoi visitarlo, sai che all'interno troverai anche un museo e apre alle 4:30. Noi siamo arrivati tipo quasi all'1, quindi abbiamo avuto tutto il tempo per dronare, tranquilli, mangiare, è ancora chiuso, dov'è? No, vedi là, è ancora chiuso, sì, e adesso tocca a mangiare pape di Amy. Cos'è? Pape di Amy? Pape di Amy! Mangiamo pape di Amy! Pape di Amy! Guarda qua all'ombra, è pape di Amy! Ecco, mangia con vista a Fortino. Cane pericoloso. Mangiamo pape di Amy. La mosca ci rompe le balle, Amy. Porco cane, chiamiamo subito il cameriere. Quella mosca non ci lascia neanche mangiare. Porco cane. Bel posto. Volevo andare anche a Lio Piccolo, che è un posto che avevo già puntinato, o forse puntinerò, adesso non mi ricordo. E c'ero andato in bici, 120 km quel giorno, buono cazzo. Però in camper c'è una strada molto stretta che hai la laguna sia a sinistra che a destra, bellissimo, però si arriva una macchina. E dopo non mi ricordo, alla fine finisci con un ristorante e non mi ricordo se ti potevi girare. Vabbè, noi andiamo a dare una dronata qua alla laguna qua. E dopo non lo so. Cosa facciamo, cane? Perché oggi abbiamo il pomeriggio libero, perché da noi ci sono le fiere. Che sto cane. No, rotolarti che hai appena mangiato. Amy, vieni qui. Amy, vieni qui. È vero che è un cane di piccola media taglia, però c'è il rischio che facciano la torsione dello stomaco, è molto molto pericoloso. Quindi dopo mangiato i cani devono stare tranquilli, soprattutto non devono fare i rotolamenti, hai capito cane? Tu sei un cane un po' così. Ora che abbiamo fatto 10 bomboloni di gasolio, non era gasolio, 1,4 € al litro, ti porto a vedere Lio Piccolo. Buongiorno signora Cougar, ha fatto il sorrisetto.